Ben ritrovati con l'informazione flash di News Sicilia. Iniziamo con la cronaca. Irrompono in casa di due giovani nel siracusano e fanno razzia di gioielli e monili. Portano via anche la cassaforte. I carabinieri col supporto della polizia hanno arrestato uno dei rapinatori, un catanese di 40 anni, e sono in cerca dei complici. Trovata l'autovettura della fuga abbandonata insieme alla refurtiva. Dovrà restituire allo Stato 67.000 euro. I giudici della Corte dei Conti d'Appello, presieduti da Giuseppe Aloisio, hanno condannato una docente di Siracusa per arricchimento doloso. La mancanza del titolo abilitativo è stata accertata dall'ufficio scolastico regionale, rilevata dal pubblico ministero penale, riconosciuta dalla stessa professoressa. Sono arrivati mezzi speciali e uomini da Genova per riuscire a spegnere il rogo nel garage del traghetto della Superba della GNV che da sabato 14 gennaio brucia al porto di Palermo. Le temperature hanno raggiunto valori molto alti, dice il comandante dei Vigili del Fuoco Sergio Inzerillo, e l'interno della nave è ancora incandescente. Purtroppo le miscele infiammabili sono state alimentate dalle folate di vento che si infiltrano dagli oblò. Lo sciopero dei benzinai del 25 e del 26 gennaio era e resta confermato. Così i presidenti delle principali associazioni di categoria dei gestori replicano al ministro delle imprese e del Made in Italy Alfonso Urso, che aveva lanciato un appello a revocare la serrata che riguarderà anche i self-service. A proposito della controversa misura di obbligare i distributori ad esporre un cartello con i prezzi medi del carburante, Urso ha ribadito come l'esposizione del cartello aiuterà i consumatori a scegliere. E con questa notizia per adesso è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci.